Questa mattina abbiamo fatto, insieme ai Vigili del Fuoco un sopralluogo con l'elicottero e la situazione sembrerebbe un po' più, grave rispetto a quella che, ci immaginavamo e quindi adesso stiamo valutando se effettivamente fare cioè di ampliare ulteriormente, la zona di pericolo. A mali estremi estremi rimedi è della scorsa serata la decisione del sindaco di Borca di Cadore di interdire l'accesso a escursionisti, alpinisti, frequentatori della montagna e altri utenti della rete sentieristica, ad eccezione degli operatori dei mezzi di soccorso, a tutti i sentieri minori del versante nord-ovest del Monte Pelmo. Restano al momento esclusi i sentieri 472 che collega il Passo Staulanza ai rifugi Venezia e Città di Fiume e il 480, il Flaibani, che collega il rifugio Città di Fiume e il Passo Staulanza alla Forcella Valdarcia e al rifugio Venezia. Una nuova ricognizione compiuta nelle prime ore della giornata dall'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia con il supporto a terra dei pompieri del distaccamento volontari di Borca di Cadore ha rilevato, se possibile, una situazione ancora più grave. Il sindaco Luca Olivotto, a bordo dell'elicottero, ha potuto così valutare direttamente il movimento franoso e l'estensione dell'accumulo di materiale roccioso. Con tutti i vari crolli che ci sono stati, diciamo che, si è andato ad accumulare anche molto materiale, sui ghiaioni, avvicinandosi sempre di più ai vari sentieri che al momento però sono rimasti aperti. In più abbiamo notato durante il sopralluogo che comunque, nonostante l'ordinanza, c'erano 2 persone e quindi ecco, insomma diciamo che, noi l'ordinanza ovviamente l'abbiamo fatta, però, bisognerebbe anche rispettarla. L'invito reiterato a tutti i frequentatori della montagna è di non avventurarsi nell'area che è indicata anche nell'ordinanza con apposita mappa e che è stata esposta all'attacco dei sentieri. Resta poi implacabile la preoccupazione proiettata al futuro prossimo, quando le piogge potrebbero mettere in moto l'enorme quantità di materiale che si sta depositando ai piedi del Caregon del Padre Eterno. Stiamo cercando di capire come, diciamo, ampliare a 360 gradi un qualcosa che copra, definitivamente una volta per tutte, un'area che comunque, bisogna dire è, negli ultimi anni risulta essere, fragile e pericolosa in tutti i sensi, dai crolli alle colate